Beni per 2.700.000 euro sono stati sequestrati dai finanzieri del Comando Provinciale di Catania a una società di capitali attiva nel settore del commercio di bevande, al suo legale rappresentante e al suo amministratore di fatto. Il provvedimento cautelare preventivo è stato messo dal GIP su richiesta della Procura nell'ambito di un'inchiesta su mancato pagamento dell'IVA ed evasione delle imposte. Le indagini sono state avviate dopo una verifica fiscale eseguita da unità specializzate del nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Catania per gli anni d'imposta che vanno dal 18 al 22. All'esito degli accertamenti e nell'attuale fase del procedimento, in cui non si è pienamente realizzato il contraddittorio con le parti, sarebbe rilevato il mancato pagamento dell'IVA sui prodotti acquistati destinati alla successiva commercializzazione per un valore di circa 3 milioni di euro mediante la falsa attestazione del possesso dello status di esportatore abituale, qualità che consente per legge di ricevere fattura senza l'applicazione di tale imposta, contestata anche una consistente evasione di imposte attraverso il sistematico occultamento del fisco dei ricavi annualmente conseguiti nell'esercizio dell'attività economica, reso possibile dalla presentazione di dichiarazioni fiscali annuali non veritiere, ovvero dall'omessa presentazione. Con riferimento a tale ultimo profilo sarebbe stata in particolare contestata un'evasione di IVA di circa 2 milioni e mezzo di euro e dell'imposta dei redditi delle società per oltre 200.000 euro. Oltre al sequestro preventivo, la Guardia di Finanza ha denunciato gli amministratori di fatto e di diritto per i reati fiscali di omessa e infedele dichiarazioni dei redditi. Il GIP ha disposto nei confronti delle società dei due indagati il sequestro preventivo diretto e nella forma equivalente delle somme giacenti sui conti correnti o depositi o su un qualsiasi altro rapporto bancario intestato o cointestato o comunque riconducibile alla società o agli indagati per complessivi 2.700.000 euro.